Speciale a 3, eccoci tornati in diretta, spazio dedicato alla cronaca sindacale, ai temi sindacali con la CGIL di Treviso e dunque saluto e ringrazio gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, buongiorno, eccolo buongiorno. qua, e Lucia Celi del patronato Inca, buongiorno Lucia, con cui parleremo anche di pensioni, perché oggi parleremo di sciopero generale, perché siamo ormai a 2 giorni dalla mobilitazione nazionale con manifestazioni un po' in tutte le città, e poi parleremo anche di pensioni, perché lo dicevamo prima di cominciare la diretta, c'è sempre qualche novità, no? Evidentemente sul fronte delle pensioni, con delle tendenze che al sindacato piacciono poco, ma ne parleremo tra pochissimo. Intanto invece, Mauro, si va in piazza venerdì per protestare contro una manovra economica che non convince per nulla. Allora, quali sono i temi e cosa farete? No, diciamo che la manovra economica è una delle questioni che ci ha convinto a mobilitarci, perché dopo non aver accettato il confronto con il sindacato sui temi appunto economici previsti dalla legge di bilancio, perché di fatto siamo stati convocati a manovra già fatta e presentata al Parlamento, i contenuti sono dei contenuti che ovviamente non rasserenano il futuro, soprattutto di chi paga le tasse, dei lavoratori e dei pensionati. A partire dal fatto che non si introducono modalità per recuperare il potere di acquisto dei salari, l'inflazione cumulata negli ultimi 3 anni, dal 2022 fino ad oggi, è pari al 17% e i salari non hanno recuperato nessun tipo di potere di acquisto in questa direzione. Ci sono ancora sul piatto le scelte errate della legge fiscale, della modifica alla legge fiscale, dove sostanzialmente non si tassano le persone per il reddito, ma per il tipo di professione che fanno, cioè se sei un dipendente o un pensionato sei tassato in maniera progressiva, se sei un libero professionista puoi accedere alla flat tax, ovvero sia a una tassazione piatta molto inferiore alla tassa minima che viene applicata al lavoro dipendente e ai pensionati. E credo che questo sia una delle peggiori scelte che si possa aver fatto nei confronti dei cittadini in genere. L'altra questione è che ad esempio le tasse sulle pensioni non c'è nulla, se non un misero aumento di 3 euro al mese per le pensioni minime, e il mancato recupero della perequazione per le pensioni, quelle da lavoro dipendente, dove i contributi sono stati versati e i lavoratori che sono in pensione si aspetterebbero di ricevere perlomeno quanto dovuto. Anche qua non si arriva al recupero del potere di acquisto. Non c'è nulla sui giovani, quelli che sono più esposti, perché dopo aver cambiato il sistema per il calcolo delle pensioni, dopo magari con Lucia ne parleremo, sono lavoratori che andranno in pensione con pensioni basse e soprattutto sono colpiti dalla precarietà, e pertanto anche qua ci dovrebbero essere dei meccanismi di salvaguardia che abbiamo richiesto e non sono messi a disposizione. E l'altro aspetto, che è quello che ci preoccupa ulteriormente, è che non ci sono prospettive di intervento per una politica di sviluppo, per una politica che provi a recuperare anche tutte quante le questioni di gap che stiamo misurando con i mercati mondiali, che sono quelli del recupero sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto tecnologico. Non ci sono risorse per fare dei passi in avanti, per mantenere gli standard di produzione che soprattutto il nostro territorio, la nostra provincia, le nostre fabbriche avevano raggiunto e di fatto non riescono più a mantenere, tant'è vero che abbiamo una serie di crisi aziendali con l'aumento della cassa integrazione, con annunci di tagli di posti di lavoro che sono preoccupanti e che non preludono nulla di buono per il futuro del nostro territorio e dei cittadini in genere. Quindi un quadro
allarmante, nefando, fantastico, e si scende in piazza un po' dappertutto, no? A Treviso cosa farete? Ecco. Noi saremo in piazza dalle 9, inizieremo il concentramento davanti alla stazione del treno e faremo il corteo per arrivare in Piazza della Vittoria, dove alle 10 ci saranno gli interventi dei delegati, dei funzionari, dei segretari della CGIL e della UIL, e dove spiegheremo e racconteremo le ragioni, parlando anche con le voci di lavoratori, di delegati dei posti di lavoro che racconteranno le loro esperienze. Chiuderà il segretario nazionale della CGIL Ferrari, che chiuderà il comizio finale, e invitiamo tutti a scioperare, per cui a non andare a lavoro, e se possono a venire in piazza a Treviso, in piazza Vittoria, partendo dalla stazione dei treni alla mattina del 29, venerdì prossimo. Allora, non l'avevo ancora detto, ma i nostri telespettatori lo sanno, possono telefonare in diretta. C'è già una telefonata che adesso capiremo, appena parleremo col telespettatore, se sullo sciopero oppure sulle pensioni, parolina magica in genere per far nascere dubbi e domande. Buongiorno. Buongiorno signora, lei e anche i suoi ospiti. Con chi parliamo e da dove? Paolo da Mestre, Venezia. Buongiorno Paolo. Buongiorno a lei, pensionato. Prego. Allora, il sindacato CGIL, UIL, tutti quanti i sindacati, fuori che la CIL non fa sopra solo la CGIL e la UIL. Come mai che durante gli anni io, operatore della sanità, non sono mai intervenuto a fare questi scioperi qua? Loro parlano, ma dopo in ultima cosa hanno fatto? Fino a che c'era il Partito Democratico tutto andava bene, il personale della sanità adesso com'è? Com'era? Abbiamo capito Paolo, sentiamo cosa ci rispondono, ma non credo mica che non siano mai intervenuti. Ma guardi, noi abbiamo scioperato negli ultimi anni, abbiamo fatto gli ultimi 4 scioperi generali, li abbiamo fatti dal 2016 in avanti, a volte anche da soli come CGIL, a volte insieme alla UIL, a volte insieme anche alla CISL. Abbiamo scioperato contro il Job Act, ad esempio, che era secondo noi la madre di tutte le difficoltà per far ripartire e per rimettere il lavoro al centro, come dire, della vita delle persone in maniera dignitosa. Lo abbiamo fatto con il governo Draghi, chiedendo che si intervenisse anche nei confronti come dire, del recupero fiscale del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, e mi sembra di ricordare che quei governi erano partecipati anche dal Partito Democratico e anche da altri partiti, anche dalla Lega, credo, il governo Draghi. Lo abbiamo fatto con il governo Meloni l'anno scorso e lo rifacciamo quest'anno per le motivazioni che dicevo prima. Guardi, noi non chiediamo ai cittadini e ai lavoratori per chi hanno votato, noi chiediamo se condividono che ad esempio un lavoratore che porta a casa 20.000 euro paghi il 23% di tasse, e un dentista libero professionista con la partita IVA, proprio perché c'è la flat tax introdotta da questo governo, ad esempio, paghi ogni 1.000 euro 150 euro, e per cui paghi il 15% di tasse. Io credo che quando sia il dentista che l'operaio va a comprare il pane non gli chiedano se è un operaio o se è un dentista, e in base alla professione battano lo scontrino del chilo di pane che ha comprato. Gli chiedono soltanto il costo del chilo di pane. Noi vorremmo che questo fosse fatto anche nei confronti del governo quando ci chiede di pagare le tasse. Ecco, approfitto per inserirci, perché Paolo, il telespettatore, diceva l'operatore sanitario in pensione, lei Lucia che è referente proprio del pubblico impiego, giusto velocemente, com'è la situazione di quella categoria lì? Allora, diciamo che la situazione di questa categoria è notevolmente peggiorata con la finanziaria precedente, dove hanno introdotto hanno modificato le aliquote di rendimento della parte retributiva delle pensioni proprio degli enti locali,
cassa sanitari. Diciamo che in alcuni casi questa aliquota di rendimento è passata dal 23 al 2,5%, possono esserci state riduzioni di pensione anche di 3, 4, 500 euro mensili, voglio dire, con questa nuova metodologia di calcolo, queste nuove aliquote. Inoltre è stata una categoria, non tutti gli statali, ma gli enti locali, cassa sanitaria e ufficiali giudiziari in particolare, è stata una categoria colpita anche sotto il punto di vista della decorrenza delle pensioni. Pensiamo che tutti abbiamo la finestra, ovvero raggiungiamo un requisito e questo requisito poi prevede un accesso alla pensione differita. Generalmente la finestra è di 3 mesi per tutti, tranne per i dipendenti appunto degli enti locali, dove dal 2025 scatteranno i 4 mesi, poi diventeranno 5, 7 e 9 mesi. Solo esclusivamente per queste categorie di lavoratori e non per la generalità dei lavoratori. Adesso torneremo a parlarne tra pochissimo. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Prego, chi è e da dove ci chiama? Chiamo da Verona. Ed è il signor? Leonardo. Prego, Leonardo. No, ho telefonato perché prima un signore ha telefonato e ha detto che scioperi non ce ne sono mai stati. Io ho fatto l'operatore sanitario per 43 anni e di scioperi ne ho fatti tanti, anche contro il PD, perché non veniva mai firmato il contratto. Ecco. E ne abbiamo fatto tanti scioperi. La gente non dovrebbe sapere questo. Cioè, voi dovrete spiegare alla gente che i scioperi sono stati fatti. E voi della sinistra, dovete diventare un po' più cattivi. Sì, è vero. Nel senso non cattivi per botte o che, cattivi nel senso di spiegare alla gente. Perché i signori veneti, noi veneti, siamo abituati a mangiare pane e acqua. Ma i signori della Lega non sono veneti, sono lombardi. Ce ne sono anche di veneti, Leonardo, ce ne sono anche di veneti. Sì, non capisco perché i veneti votino la Lega, che la Lega è lombarda. Adesso andiamo in politica, ma abbiamo capito bene il suo messaggio, Leonardo. Grazie infinite per la telefonata, grazie. Allora, scioperi ce ne sono stati e siamo d'accordo. L'ultimo l'abbiamo fatto proprio a Verona, forse Leonardo se lo ricorderai, c'era qualche settimana fa proprio sulla questione della sanità e dei tagli che sono stati fatti, dei trasferimenti che sono stati fatti alla sanità, ma anche agli enti locali che qua da noi in Veneto sommano sia la sanità che il sociale, e anche questo è un ulteriore taglio che è stato fatto e che metterà in difficoltà famiglie e soprattutto persone che hanno bisogno dei servizi, che non sono quelli che si sono fatti lo sconto perché non hanno pagato le tasse o perché ce l'hanno la riduzione di legge, ma che devono pagare e fare i conti magari con una busta paga che non cresce. Allora Mauro, vediamo una delle slide che mi ha sottoposto. Dalla decontribuzione alla fiscalizzazione del cuneo previsto nella manovra di cui stiamo parlando, la manovra 2025, simulazione che avete realizzato come CGIL nazionale certo, sugli imponibili previdenziali e differenze sul netto attuale. Allora, perdite in rosso, attenzione, fino quasi alla fine del grafico, e guadagni in blu. In che senso? Allora, proprio grazie ai nostri scioperi, appartenendo dallo sciopero fatto con il governo Draghi, noi abbiamo chiesto che ci fosse stata una sorta di intervento da parte dello Stato per far costar meno le tasse sulla busta paga. È stata inserita una modalità dove sostanzialmente si introduceva una decontribuzione sui contributi che il lavoratore avrebbe pagato allo Stato per avere la pensione, a parità di, come dire, di trattamento. Dopo intervengono le modifiche che modificano i coefficienti di rivalutazione, ma questo qua ne parleremo dopo. Di fatto questa modalità ha preservato un aumento in busta paga di circa 100 euro al mese.
Questo strumento, questa operazione è stata riproposta anche l'anno scorso dal governo in carica, con il termine di un anno, e noi avevamo criticato perché chiedevamo una misura strutturale. È stata fatta una misura strutturale non più sulla decontribuzione ma sulla defiscalizzazione. Cosa vuol dire? Che il conteggio non me lo fanno più sui contributi che pago ma sulle tasse che devo pagare. Se mi defiscalizzi la busta paga mi aumenta il lordo, ma dall'altra parte mi aumenta anche l'aliquota marginale IRPEF, il che vuol dire che il netto mi diminuisce, e mi diminuisce soprattutto se non si reintroducono dei correttivi, cosa che noi chiediamo e che ovviamente ad oggi non hanno ricevuto risposta, nei redditi che vanno dai 0 fino ai 35.000 euro. Ci sono delle perdite che sono stimate intorno ai 100 euro all'anno per busta paga, con dei picchi preoccupanti soprattutto nella parte che si riferisce a le buste paga più basse, o meglio quelle medie, i 16.000 euro, dove c'è una perdita di circa 1.300 euro all'anno di busta paga. Abbiamo anche la tabella, ecco, a cui fa riferimento. Questa è la tabella. Fino ai 35.000 euro, superati i 35.000 euro, aumentano, come dire, l'effetto si comincia a vedere e c'è un aumento del reddito anche in busta paga. Questo per effetto di un combinato disposto: uno, dell'introduzione dei bonus per il recupero, che nella parte bassa delle retribuzioni non viene recuperato. Dall'altra parte per il fatto che ci sono il famoso fiscal drag che non viene attuato, e per cui con l'aumento dell'imposizione lorda arrivo a pagare più tasse, e per cui ho un effetto negativo. Era meglio che non ci fosse la defiscalizzazione, verrebbe da dire, perché lo strumento è uno strumento ancora inadeguato e deve essere modificato. Che senso ha andare a penalizzare i redditi più bassi? Ecco, questo è l'altro aspetto che noi crediamo sia, come dire, da valutare. Sembra quasi che ci si voglia accanire contro i poveri, anche se dall'altra parte si dice che sono state introdotte delle misure mirabolanti. Se tu cominci a tassare di più le paghe basse, se cominci a non dare i servizi ai cittadini che ne devono usufruire, se cominci a togliere risorse alla sanità, che sono quelle, alla sanità pubblica ovviamente, che sono i servizi ai quali i cittadini, quelli con minor capacità di spesa, possono rivolgerci, se al posto di finanziare la scuola pubblica dai i soldi alla scuola privata, alle parificate eccetera, vuol dire che tu vuoi una società divisa in due spezzoni: uno di privilegiati che devono avere tutti gli agi e tutte le convenienze, e gli altri che devono pagare il conto. Noi questa questione ovviamente non ci ha convinto, ci ha fatto piuttosto arrabbiare, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo proclamato lo sciopero. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Ecco qua, chi è? Da dove chiama? Sono Cinzia e chiamo da Verona. Buongiorno signora Cinzia, prego. Buongiorno, io sono d'accordissimo con lo sciopero, perché io sono una donna che fa le pulizie per un'impresa. Mi alzo alle 5 della mattina, faccio 38 ore e mezza settimanali per portare a casa 1.100 euro. Avendone 5,50 tra affitto e spese condominiali, mi dica lei se la Meloni deve dare 100 euro di bonus a chi ha figli a carico. Io li ho già cresciuti e sposati. Sì, non c'era neanche solo quello, insomma, poi c'erano i requisiti inizialmente che erano inaccessibili. Cosa rispondiamo, Mauro? Signora, siamo in piazza anche noi proprio per gli stessi motivi, perché
Qualcuno vuole fare passare questo sciopero per uno sciopero politico. Noi pensiamo che è uno sciopero sulle questioni della politica, siamo molto interessati perché è quella che determina le scelte, non è uno sciopero partitico, io continuo a dirlo, lo dicevo nelle assemblee anche ieri dove le abbiamo fatte, a noi non interessa per chi ha votato il pensionato, l'operaio, l'impiegato, a noi interessa discutere di merito e se il merito è un merito che non ci convince noi scendiamo in piazza, indipendentemente da chi lo sceglie. C'è un'altra telefonata, regia? Oppure no, perfetto, grazie. Allora, dunque, abbiamo detto appunto le ragioni della mobilitazione e c'è una bella lista di richieste anche, no? Che partiranno da queste piazze sicuramente affollate venerdì, perché sentiamo che c'è comunque scontento. Sì, noi chiediamo che venga rivista senz'altro la legge di bilancio, che vengano reintrodotti le normative per discutere e per provare a mettere le risorse per rilanciare questo paese e per fare gli investimenti che servono per il green, per riagganciare quella fascia alta della produzione che fino a qualche anno fa ha portato l'Italia, ma soprattutto il nostro territorio, a essere un'eccellenza e che adesso sta arrancando. Chiediamo che si continuino a mettere le risorse per i trasferimenti agli enti locali, ai comuni, alle province, alle regioni per i servizi pubblici, per le scuole materne, per gli asili nido, per il trasporto pubblico, per le mense, per i servizi sociali. Chiediamo che si faccia un'operazione, come dire, di riforma della legge fiscale in maniera seria, chiediamo che si provi a intervenire in maniera seria anche nella lotta all'evasione, perché l'ultimo atto di lotta è stato lo spot che abbiamo visto per TV della finanza che aspettava quello che usciva dalla trattoria, però da là non si è più saputo nulla. E chiediamo insomma che si rimetta in carreggiata un paese che sta a nostro modo di vedere andando allo sbando e che si provi a ritrattare con l'Europa, dove invece si dovevano andare a dire che era finita la pacchia, si è andata con la testa bassa ad accettare ancora una volta l'austerità. E l'austerità, io ricordo che ci ha portato col governo del 2008 e 2011 al tracollo quasi del paese e ci ha portato al governo Monti e alla legge Fornero sulle pensioni. Questo noi pensiamo che la ricetta sia totalmente sbagliata e che bisogni proprio cambiare registro dalla base. Sentiamo chi c'è al telefono, buongiorno. Pronto? Da Marino di Piave. Ed è il signor? Non è Marco da Marino di Piave. Salve Marco, prego. Ecco, adesso vi sento. Sì, buongiorno, sono Marco da Marino di Piave. Buongiorno Marco. La sentiamo, prego, prego. Ciao Mauro. La mia pensione dopo 40 anni di lavoro va dai 1.300, 1.350, 1.400, dipende da quante tasse ci fanno pagare. Io non faccio parte della categoria di quei contribuenti che sono medio borghesi. Io mi pago il 23 o il 25% di tasse. Quelli di oggi che sono là a Roma vogliono diminuire quelli dal 38 al 35 perché sono poveri. Io sono ricchissimo. Quello che mi fa rabbia è io in questi 40 anni ho fatto tanti scioperi sempre per migliorare la società, sempre per migliorare la gente che lavora. Questo ministro invece, che è uno dei peggiori che abbiamo avuto e che abbiamo attualmente a Roma, dovrebbe andare a lavorare negli altiforni come tanti altri che lavorano, così sa cosa vuol dire scioperare per avere dei diritti in fabbrica. La gente dovrebbe anche capire quando va a votare, dico io, chi ci difende.
Marco, grazie mille, chiarissimo. Lucia, cosa ne pensa? Cosa ne penso? Che Marco ha perfettamente ragione. Diciamo che se abbiamo sempre ottenuto qualcosa è stato con gli scioperi. Anche il signore di prima, la prima telefonata, che diceva gli scioperi per quell'applicazione dell'articolo 33 di riduzione delle aliquote di rendimento degli enti locali. 2 scioperi abbiamo fatto e comunque abbiamo portato a casa anche dei vantaggi, ovvero che non vengono applicate in tutte le tipologie di pensione, ma sono salvaguardate le persone che vengono dispensate dal lavoro, ovvero a 65 o a 67 anni. Perciò l'unica arma che noi abbiamo per poter ottenere qualcosa è quella di essere uniti e di scioperare per i nostri diritti, al di là di come una persona, come diceva anche Mauro, ha votato o non ha votato. Si può anche sbagliare a votare nella vita, voglio dire. E poi in questo paese qua in cui e poi ricredersi, no? si vota un po' a ondate, no? Ultima cosa, poi andiamo in pubblicità, poi parliamo di pensioni. Sì. Mauro, vi aspettate un'adesione alta? Noi ci aspettiamo un'adesione alta, nonostante come dire, qualcuno continui a metterci i bastoni fra le ruote. La precettazione, cosa ne ad pensa? esempio. Beh, penso che sia un atto di imperio, tra l'altro fuori luogo, perché le fasce di garanzia sono salvaguardate, e penso che lo sciopero che è stato conquistato con la lotta di resistenza e con la Costituzione è un diritto costituzionale e non può essere come dire, tolto a piacere di un ministro. Un ministro dovrebbe impegnarsi perché gli scioperi non si facciano perché si fanno gli accordi. Se fossero capaci di fare gli accordi magari non ci sarebbe lo sciopero. Tra l'altro lo sciopero ce lo paghiamo noi perché costa lo sciopero. I lavoratori quando scioperano ci rimettono la giornata di lavoro, per cui anche qua come dire, non si fa vacanza, si fa un'operazione a spese nostre per migliorare questo paese. E i lavoratori precettati cosa si sente di dire? E i lavoratori precettati, chiaramente adesso attenderemo anche i risultati del TAR, ovviamente noi rispetteremo, come abbiamo sempre fatto, le norme e le regole e ci saranno indicazioni precise. C'è ovviamente anche la solidarietà a questi lavoratori e soprattutto di questi lavoratori nei confronti di chi sciopera, perché è ovvio che la battaglia è di tutti anche quando uno non la può fare se la condivide. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, regia cortesemente, e poi torniamo in diretta. Eccoci di nuovo in diretta con lo spazio dedicato alla CGIL Treviso. Allora, tante telefonate, continuate a chiamarci perché naturalmente il dibattito anche sullo sciopero generale di venerdì rimane acceso e abbiamo sentito anche le opinioni principalmente dei pensionati, che è una categoria importante. Allora, torno a presentare gli ospiti in studio, Lucia Celi del patronato Inca, Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, che ci ha spiegato quelle che sono un po' le motivazioni, le richieste, le istanze del sindacato in vista dello sciopero. Lucia, parliamo anche di pensioni, sono sì, temi che sono stati tirati in ballo, perché allora intanto dalla manovra abbiamo sentito che i più spremuti saranno, tanto per cambiare, aggiungerei, pensionati e lavoratori dipendenti, che sono un po' le casse diciamo garantite, no? Cioè le entrate garantite sì, che ha lo Stato. Anche per la quantità, voglio dire, i redditi più bassi sono quelli delle persone. Sono più persone, perciò... Certo, è proprio la base, no, contributiva di questo paese. Allora, cosa cambia in generale per le pensioni e poi magari nel pubblico impiego, che è il suo settore? Allora, diciamo che nulla di nuovo, di importante, interessante o positivo c'è stato negli ultimi anni, dai proclami in cui si doveva superare la Fornero in tutti i modi, eccetera. Si è riusciti a superarla solo con cose peggiori rispetto alla Fornero. Voglio dire che anche alcune piccole diciamo, possibilità di uscire in pensione prima, vuoi un'opzione donna, vuoi una pensione con le quote che magari ti imponeva comunque un sacrificio economico, anche quelle sono state rimodulate di modo che siano sempre meno accessibili alle persone. Faccio un esempio, una quota 100 che è diventata 101, 103 e via, adesso siamo a 103,
che ti impediva successivamente all'accesso a pensione di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, fosse anche una vendemmia di 3 giorni, voglio dire, allora adesso non ha più un calcolo ordinario come aveva prima, ovvero io appartenevo a un sistema misto, mi accontento di andare con una pensione un po' più bassa perché invece di avere i 42 anni e 10 mesi di contributi o 41 e 10 vado con 41, rispetto i vincoli che mi impone. Niente, dal 2024 questo accesso alla pensione ha un calcolo puramente contributivo. Il puramente contributivo vuol dire che ci rilascio lì il 30% della pensione facendo una valutazione così alla buona, perché poi ogni valutazione è un abito su misura, voglio dire, per la persona. Anche l'opzione donna, che è sempre stata una pensione contributiva, e una donna magari si accontentava di una pensione più bassa perché magari nell'economia familiare poteva bastare pur di accedere alla pensione prima e fare cosa? Cominciare a fare quelle che sono tutte le attività che fanno le donne, guardare i nipotini, guardare gli anziani di casa, perché non è che poi si sta con le mani in mano. A volte queste scelte sono scelte sofferte anche per dare un supporto a situazioni di criticità che si creano in famiglia. E anche l'opzione donna, prima potevi semplicemente ti accontentavi dell'accesso alla pensione con un importo più basso, sempre puro contributivo, ma questo lo sappiamo da sempre. Ma adesso per poter accedere a opzione donna io ho un vincolo. Oltre all'innalzamento dell'età che arriva fino anche a 61 anni, abbiamo anche dei requisiti da rispettare, ovvero all'opzione donna ci accedi se dopo il 2021, se sei invalida, se assisti una persona disabile con la legge 104 convivente con te, se sei inoccupata, ma inoccupata non disoccupata, inoccupata a seguito di cessazione per aziende in crisi. E voglio dire, opzione donna quasi più nessuno. Mi spiego, cioè davvero è chiudere le porte in faccia a tutto. In pratica si equiparano le donne agli uomini ormai, dai. Beh, diciamo che le donne e gli uomini hanno un requisito di accesso lievemente differente, non abbiamo più questa possibilità di uscire prima e abbiamo un requisito rispetto agli uomini, parliamo della grande maggioranza di accesso alla pensione, perché poi ci sono alcuni settori che noi seguiamo anche nello specifico, tipo il comparto sicurezza, soccorso pubblico e i militari, che hanno una normativa tutta a sé, tutta particolare. Gli uomini accedono alla pensione generalmente con 42 anni e 10 mesi e le donne con 41 anni e 10 mesi. E se io parlo da donna, per carità, ma se guardiamo una donna che deve mandare avanti una famiglia, crescere dei figli e badare magari agli anziani di casa, i 41 e 10 sono... O mi rifaccio alla signora di prima, non so che età ha, però a me dispiace che una signora si ritrovi a fare un lavoro di grande fatica come le pulizie, impegnativo, pesante, che porta con sé tutta una serie di patologie legate alle mansioni che si svolgono, e con un reddito che voglio dire, per lo stipendio che ci ha detto, 38 ore settimanali, là siamo ben al di sotto della soglia del reddito minimo che noi avevamo chiesto, voglio dire, no? Perciò questo è un sfruttamento puro. E qua mi arrabbio su queste cose, mi dispiace. No, certo, ma però, poi appunto le donne vengono equiparate a livello, no, di anni, di tipologia di accesso alla pensione agli uomini. Esatto, solo che gli stipendi non sono gli stessi. Ah beh, lì sì, noi possiamo avere, o comunque lo standard di una pensione di una donna è sistematicamente almeno di 300-400 euro più bassa di un uomo, perché diciamo che le cariche più importanti, i livelli più alti anche nelle aziende sono quasi mai riservati alle donne. Ecco, poi c'è anche il famoso tema, insomma, del freno che ti dà necessariamente alla carriera, certo, la maternità, la necessità magari di utilizzare il part-time, vuoi per badare ai figli, o torno sempre, vuoi per le esigenze familiari di assistere persone in famiglia. Sa quante donne vedo io quotidianamente che trovi la riduzione nel reddito
lavorativo, perché dicono avevo la mamma a casa anziana, ho dovuto fare part-time, avevo i figli piccoli, ho dovuto fare part-time, e questo poi si ripercuote sulla pensione futura, ovviamente. Sì, tra l'altro con tutto il parlare che abbiamo fatto in questi giorni, no? 25 novembre, violenza sulle donne, sì, autonomia economica fondamentale per potersi poi ribellare anche a determinate situazioni. Potersi sganciare ed avere una propria autonomia e non essere dipendente da un marito, un padre. E non solo in età lavorativa, ma anche in età di pensione, perché certo, abbiamo visto, certo. abbiamo lanciato il servizio stamattina da Padova, donna che subiva da 60 anni i maltrattamenti del marito, ora novantenne, voglio dire, cioè riguarda anche, a tutte le età si deve poter dire basta. D'altronde, se noi guardiamo, le pensioni medie delle donne sono di poco al di sopra dei 1.000 euro, voglio dire, e andiamo a fare il discorso della signora di prima, che ha riscosso tutta la mia solidarietà, signora. Quando una dice, bene, mi voglio sganciare da questa situazione difficile familiare e vado via per conto mio, quando una donna ha costruito la sua vita seguendo la famiglia, seguendo i figli e sacrificando a questa anche la propria carriera lavorativa, che già diciamo è più difficile da intraprendere per una donna, anche in quanto donna, voglio dire, no? E ti ritrovi con una pensione magari 1.000-1.100 euro, dove vai? Ti devi pagare l'affitto, devi vivere, devi scaldarti, devi mangiare, cioè è difficilissimo che si riesca a rifarsi nella vita con una situazione così difficile. Sì, e soprattutto, e poi per non parlare del fatto di arrivare alla pensione magari con dei risparmi che penso sia abbastanza improbabile metter via, no? In una situazione di questo genere. Per cui Mauro, ma tutte queste continue modifiche, no, alle norme sulle pensioni, allora vanno nell'ordine di far quadrare i conti, siamo tutti d'accordo, a prescindere da chi sia il governo, lo comprendiamo, vanno nell'ordine di anche rispondere a una drammatica tendenza all'invecchiamento della popolazione che abbiamo in questo paese, e poi c'è anche una ratio politica, evidentemente. Assolutamente sì, anche perché non è vero che le risorse non ci sono per intervenire e per modificare la curva sia dell'invecchiamento del paese e anche dell'impoverimento del paese. Il problema è dove vai a prendere le risorse. Ora, noi abbiamo visto che in questi ultimi anni la lotta all'evasione fiscale è stata piuttosto labile e non ha portato i risultati che magari tutti i governi auspicano, però non mettono in campo delle azioni proprio per dopo essere efficaci. E non basterebbe tanto, basterebbe poco, nel senso che ci sono tutte le banche dati a disposizione per capire e per vedere se ci sono, come dire, delle persone che si fanno lo sconto su quanto devono pagare. Dall'altra parte, se quelle risorse le utilizzi per intervenire su alcune questioni, adesso voglio essere polemico, se al posto del ponte sullo stretto fai gli asili nido, molto probabilmente allora puoi pensare che tutte e due le persone che formano una famiglia, che la coppia, vanno a lavorare e non hanno il problema del part-time e non hanno il problema del, come dire, della carriera, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui ci sono delle scelte che si possono e si devono fare. È ovvio che queste scelte sono delle scelte che devono guardare a una parte della popolazione piuttosto che ad un'altra. Noi pensiamo che che là bisogna andare. Alle aziende si sono distribuiti negli ultimi 3 anni 80 miliardi di contributi per incentivi alle assunzioni e per il reinvestimento, eccetera. Gli incentivi alle assunzioni si fanno se le aziende lavorano, perché un'azienda se non ha prospettive e non lavora non può assumere, per cui i bonus non servono per essere assunti, potevano essere stati utilizzati per intervenire sulla sanità, potevano essere stati usati per intervenire sulle rette scolastiche, per rimpinguare il fondo degli affitti per le morosità incolpevoli, per chi
perde il lavoro o ha come dire, la cassa integrazione, che ricordo anche qua da noi nell'ultimo semestre rispetto all'anno del 2023, nel 2024 era doppiata, per cui ci sono delle scelte, sono scelte che deve fare la politica. Noi chiediamo che la politica faccia questo tipo di scelte per invertire queste curve e queste tendenze, perché il rischio è di trovarci tutti quanti vecchi, malandati, senza nessuno che ti cura e tra l'altro anche poveri, fantastico. miseri. Chi c'è al telefono? Buongiorno. Buongiorno. E con Posso chi parliamo parlare? e da dove? Prego. Io dunque chiamo dal comune di Trevignano, ho Sì. 71 anni, mi chiamo Mara. Prego. Sì. Allora, volevo parlare con la signora del patronato, anche se sono già rassegnata a pagare. Allora, io prendo 330 euro al mese. Sì. Ecco. No, perché sento indifferita la Sì, televisione. allora. abbassi la televisione, signora, senta solo Sì, il telefono, sì, abbassi sì, la sì, TV. sì. Niente, il discorso è che io sono 4 anni praticamente che sono in pensione, perché sono andata a 67 anni con la minima. E avevo 530 mi sembra. Da 2 anni quasi mi hanno decurtato la pensione, perché adesso ne prendo 330, quindi ecco, ditemi voi come si può vivere con 300 euro al mese. E me l'hanno decurtata perché hanno sbagliato a fare i conti, non so, insomma devo restituire questi soldi che sono quasi 10.000 euro. Me li decurtano dalla pensione, insomma, ecco, invece di prendere la cifra che devo prendere, prendo 300 euro. Se non decurtano ancora, non so. L'INPS non so come faccia a fare questi calcoli. Questo è, io comunque ho contribuito da giovane, ho fatto 18 anni di lavoro, ho pagato i miei contributi, poi ho lavorato in casa e il marito faceva il commerciante, quindi... E niente, mi ritrovo da sola, col marito ammalato, perché adesso è in una casa di riposo con l'Alzheimer, quindi io sono da sola, devo pagare la retta e devo vivere comunque. Questo è. Allora, sicuramente la signora aveva una pensione inferiore al trattamento minimo, ovvero esiste in Italia per coloro che hanno contribuzione ante 95, e dopo dico per chi non ce l'ha invece, il diritto ad avere una integrazione al trattamento minimo, ovvero la mia pensione di base, che sia di 200, 300, 100 euro, viene portata a quello che è considerato il trattamento minimo per vivere. Quest'anno 596 mi pare, ok? Questa integrazione al trattamento minimo spetta in base al mio reddito personale ma anche al reddito coniugale. Allora lì bisogna vedere il coniuge che pensione ha, se aveva altri redditi, affitti, insomma tutti quelli che sono i redditi che un marito e moglie hanno. In base a questi redditi l'INPS stabilisce se la persona aspetta o no il trattamento minimo. Ora qui sarebbe necessario capire, signora, che cosa è successo sulla sua pensione, perché detta così potrebbe sembrare che le hanno concesso un trattamento minimo che non spettava. Il limite coniugale però è abbastanza alto, perciò io le invito, noi offriamo un servizio di controllo delle pensioni, a venire a fare un salto in sede, a farsi controllare questa cosa qua, perché non è che tutto quello che dice l'INPS, come le ha sbagliato a darglieli, potrebbe anche aver sbagliato a chiederglieli indietro. Signora, insomma c'è sempre qualcosa che è bene verificare. La verifica le darebbe la serenità. Dicevo, bisogna fare una distinzione, perché vorrei anche dire che oltre a ritoccare le aliquote di rendimento della parte contributiva, ovviamente sempre al ribasso, oltre ad alzare l'età di accesso alla pensione, che diciamo una vecchiaia per un contributivo attualmente è anche a 71 anni, no? A 67. Okay. Oltre a questo bisogna anche pensare che se io sono un appartenente a puro sistema contributivo e vado in pensione a 67 anni,
non è detto, perché o raggiungo un importo minimo di pensione attualmente di 600 euro o in pensione a 67 anni e non ci vado, anche se ho 20 anni di contributi. Posso dover arrivare ai 71 attuali, agganciati all'aspettativa di vita, che diventeranno 71,2, 71,3 e via dicendo. Ma comunque sia, in nessun caso, se la mia pensione a 71 anni è una pensione al calcolo di 100 euro, 100 euro mi danno. E non pensiamo che questa cosa sia così lontana da noi, perché queste cose hanno già effetto sulle situazioni più disastrose della vita. Posso fare un esempio molto semplice che ci è capitato a noi di seguire. Una signora vedova molto giovane con 2 bambini, la pensione di reversibilità con i 2 figli è di 200 euro, 186 euro al mese. Perché? Perché lui era giovane, aveva ovviamente, morto molto giovane, pochi contributi, questi contributi erano tutti post 95, non spetta neanche il trattamento minimo. Ora, voglio dire, quando la legge nel 95 è stata introdotta, non si aveva una visione di quelle che sarebbero state le ripercussioni così a lungo termine. Ma che a questa normativa oltretutto siano comunque continuamente applicati dei ritocchi che la portano al ribasso è veramente inadeguato, ecco. Perché oltre ad averlo fatto 2 anni fa, quest'anno ripropongono di nuovo una revisione del rendimento della parte contributiva, il che vuol dire per i nostri figli, perché dobbiamo anche fare un ragionamento di generazione in generazione, ovvero qual è il futuro per i nostri figli. Il futuro per i nostri figli è difficile. O all'estero. Facciamo le ultime considerazioni. Mauro, in vista di questo sciopero, allora ribadiamo cosa farete, perché ormai abbiamo un paio di minuti ancora prima di chiudere. Venerdì. Sì. Noi invitiamo ovviamente venerdì, è sciopero generale per cui sono interessati tutti i lavoratori di tutte le categorie, di tutte le merceologie, tranne i lavoratori della ferrovia, del trasporto ferroviario. Lo sciopero è dell'intero turno di lavoro, per cui 8 ore. Il 29 noi saremo in piazza dalle 9 della mattina in via Roma, davanti alla stazione del treno, alla palla di ferro per chi ha dimestichezza del posto di Treviso, e faremo il corteo, andremo in piazza Vittoria, dove ci saranno gli interventi dei delegati, dei segretari, e spiegheremo le nostre ragioni della mobilitazione dello sciopero. Lo sciopero è ovviamente rivolto a provare a cambiare questa legge di bilancio e provare a rimettere, come dire, in tasca qualche risorsa di più a chi vive della propria pensione e del proprio stipendio. Anche perché abbiamo sentito fare degli esempi assurdi. Purtroppo sì. Allora io ringrazio a questo punto gli ospiti: Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, Lucia Celi del patronato Inca. Abbiamo sentito quanta curiosità purtroppo ogni volta, no? C'è da parte dei telespettatori rispetto alle pensioni che risultano inique necessariamente, ma lo scenario questo è evidentemente anche per il futuro. Io ringrazio in regia Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia. Vi ricordo il cinema dopo di noi, così almeno ci svaghiamo un pochino. La pellicola è Bronx, regia di Robert De Niro. Ecco, appassionato di cinema Mauro. Ecco. Noi come sempre vi diamo appuntamento ai telegiornali di questa sera e vi auguriamo tutti quanti un buon pomeriggio. Arrivederci.